Sono soddisfatto sicuramente del risultato. Certo, era una sfida difficile perché con 5 candidati, di cui 2 molto forti, aver raggiunto il 42% secondo me è un buon risultato. C'è qualcosa che avrebbe permesso di, diciamo, tentare quello che tutti vi auguravate, cioè il superamento del 50%? Beh, forse la campagna elettorale è stata troppo veloce perché in un mese e mezzo non si è riusciti a incontrare abbastanza persone, a far capire il programma e probabilmente ci sarebbe voluto più tempo. Ecco, ballottaggio, in questo momento abbiamo un dato incerto, quindi se può fare un commento, cioè, chi preferirebbe scontrarsi? Con chi preferirebbe scontrarsi? Beh, io preferirei scontrarmi con la coalizione di centrosinistra e credo che sarà così visti i numeri che stanno affluendo in questo momento. C'è stata una forte partecipazione civica, lei stesso è espressione anche di una civica. Sì. C'è qualcosa che sta cambiando da questo punto di vista a Castelfranco? Beh, io vedo dai numeri che stanno arrivando, credo che i voti si siano molto concentrati sulle civiche in generale. Piuttosto che sui partiti? Sì. Un commento sull'affluenza invece? L'affluenza purtroppo non è andata bene, probabilmente c'è questa disaffezione nei confronti della politica anche da parte di Castellani. Ecco, normalmente anche le ultime elezioni del 2020 hanno dimostrato una cosa: tanta gente, o meno di quanto ci si aspetta, va a votare nel primo turno e poi sono ancora meno chi va al ballottaggio. In questo caso qua, secondo lei, questo fenomeno, se dovesse essere confermato, chi premierebbe? Beh, con i numeri attuali penso che comunque premierebbe noi, con i numeri attuali.